Buon pomeriggio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus. Ogni giorno la cronaca ci restituisce storie dure e di violenza anche legate ai giovani, pestaggi di branco, violenza tra i giovanissimi, come quella avvenuta a Milano, dove un gruppo di ragazzi di 17 anni hanno pestato un loro coetaneo, un ragazzo di 22 anni, originario di Ragusa, per estorcergli 50 euro, ma in realtà era solo una scusa perché lo hanno pestato violentemente, brutalmente, lo hanno accoltellato e probabilmente questo ragazzo rimarrà paralizzato a vita. Poi c'è stata la storia proprio di ieri di una ragazza di Messina attirata con una scusa da un gruppo di compagne, quindi da un gruppo di ragazzine, e pestata nella palestra della scuola. Ci chiediamo ormai da tempo da dove nasca, da dove venga questa escalation di violenza tra i giovanissimi, da dove proviene tanta rabbia, e la risposta unanime da parte di tutti, dai servizi sociali, dai tribunali, ma anche dai salotti televisivi, tutti riconducono al rapporto con la famiglia. Allora noi oggi vogliamo fare un viaggio alle radici dell'empatia materna e del rapporto madre e figlio, che è il fondamento emotivo di ogni persona, perché noi lo diamo per scontato, sottovalutiamo l'importanza del rapporto tra madre e figlio per la costruzione e le fondamenta di una persona sana che possa vivere in maniera sana e civile all'interno della nostra società. Per approfondire questo argomento abbiamo due bellissime e bravissime ospiti in studio: la dottoressa Daniela Bordonaro, buon pomeriggio, dottoressa, psicologa dell'ASP di Catania, e in collegamento c'è Maria Luisa Napoli. Ciao Maria Luisa. Ciao Eva, buon pomeriggio. Neomamma bis e content creator. Dov'è la piccolina in questo momento? La piccolina c'era in questo momento suo papà. Ah, benissimo. Dottoressa, così almeno sono... Finalmente possiamo dire, ci lamentiamo tanto dei papà, però ci sono anche quelli che funzionano. I papà presenti. Sì, allora, Maria Luisa, oggi con la dottoressa Bordonaro vogliamo fare questo viaggio partendo proprio dai principi, dalla base, perché sentiamo sempre più spesso storie di ragazzi che diciamo non affrontano la vita per come dovrebbe essere affrontata, e ci domandiamo perché. Perché ad esempio, partendo dal caso di Milano, i genitori di questi ragazzi 17enni, ma anche gli amici, dicono: ma noi sono ragazzi di buone famiglie, ma in cosa abbiamo sbagliato? Tutto parte dal grembo, in realtà. Andiamo proprio all'origine. Tutto parte dal grembo. Io farei un passo ancora più indietro. Tutto parte dal momento in cui una coppia di genitori, una coppia decide di diventare genitore. Quindi comincia a pensare un bambino, e spesso il bambino si pensa ancora prima di fecondarlo. Quando l'ovulo è fecondato, quando il feto è nel grembo materno, la mamma per tutti i 9 mesi della gravidanza pensa a questo bambino, lo immagina fantastica. Tra l'altro adesso le ecografie tridimensionali permettono veramente quasi di poterlo toccare, vedere questo neonato, quindi le fantasie sono sempre più frequenti. Però un conto è l'immaginazione, un conto sono le fantasie, un conto sono poi incontrarsi col bimbo reale. Il bimbo reale si incontra quando il bimbo nasce, e il bimbo reale spesso in parte non è come la mamma se l'ha immaginata, e soprattutto è anche vero che nella realtà della vita anche la maternità non è soltanto quel momento bellissimo di grande gratificazione e anche di come dire, soddisfazione della donna che ha raggiunto veramente l'apice della propria funzione materna. Perché i bambini piccoli sono bambini diciamo dipendono completamente dalla mamma, ma sono anche veramente sconosciuti, perché quella che noi chiamiamo la preoccupazione materna primaria, che è quella capacità che ha la madre di sviluppare quella quantità di empatia
tale da poter entrare continuamente in contatto con questi bambini molto piccoli che hanno tutta una serie di bisogni ai quali non riescono a dare nome, che non riescono ad esprimere, è necessario che avvenga questo incontro di menti ovviamente, incontro di sguardi, perché noi sappiamo dalle ricerche psicanalitiche, dalle ricerche delle neuroscienze, che già a 12 ore dalla nascita il bambino riconosce la voce e anche il viso della madre. Quindi il bambino già dalla nascita guarda la mamma, la riconosce, ne riconosce l'odore, ne riconosce la voce, quindi è geneticamente programmato per sviluppare una relazione sociale con la madre, e ovviamente questa deve essere alimentata dalla madre. Quindi la madre è la porta verso la vita futura del bambino. E noi spesso questo, cioè, lo sappiamo, però in qualche modo lo sottovalutiamo, anche l'ambiente circostante, perché magari le donne lo sanno, però non sanno quanto davvero sia importante far germogliare l'empatia nei cuori, nella mente del bambino. Io credo che per gran parte delle coppie madre-figlio questo processo avviene automaticamente, perché ognuno di noi è fornito, il nostro cervello è fornito da tutta una serie di quelli che noi chiamiamo neuroni specchio, che hanno questa capacità, che si sintonizzano con i neuroni specchio dell'altro, altro con la A maiuscolo, cioè l'altro significativo, e che trasmettono a livello non cosciente, quindi a livello cerebrale profondo, trasmettono le emozioni, e questa è l'empatia. Ecco perché noi siamo in grado di sentire le emozioni dell'altro, perché in realtà c'è una trasmissione profonda. Perché è importante che l'empatia sana, l'empatia diciamo è già sana di suo, si sviluppi sia nella madre che nel figlio per il futuro, diciamo, della persona, quindi del bambino? Ma intanto perché attraverso l'empatia la madre riesce a diventare una madre competente, ma non solo competente da un punto di vista fisico, cioè cambia il bambino, lo nutre, lo porta dal medico se è malato, ma competente emotivamente, riesce ad essere una madre che accudisce, che cura, che prende in carico il bambino, soprattutto una madre che riesce a creare uno scudo protettivo contro tutta quella serie di stimoli che possono essere anche violentemente intrusivi in una psiche così piccola che non è ancora strutturata a delle difese personali, no? Maria Luisa, abbiamo detto che quando nasce il bambino nasce anche una madre che dovrà avere a che fare con un mondo ovviamente che non conosce. Tu sei da poco diventata mamma bis, quindi in realtà questo mondo lo conosci molto bene, ma cosa succede quando si diventa mamma? Perché si ha a che fare con l'allattamento, si ha a che fare con il sonno, del piccolo, poi con la perdita della libertà, che trauma della perdita della libertà, trasformazione della vita, dei ritmi di vita, dei ritmi sonno-veglia. Che trauma è, se è un trauma in qualche modo, che però sicuramente superiamo con piacere, e poi questa rappresentazione, questa narrazione della mamma, come viene fatta sui social? Allora, per me non è assolutamente un trauma, nel senso che quando si decide di allattare, diciamo che devi naturalmente essere pronta, cioè sei consapevole che tu non fai niente per tutto il giorno se non allattare. Allora, all'inizio diciamo che ci dobbiamo conoscere con i bambini. Diciamo, per lei sono una sconosciuta, idem per me, nel senso dobbiamo capire un attimino come organizzarci. E naturalmente per quanto riguarda l'allattamento, diciamo che all'inizio è un po' più impegnativo, però man mano appunto ci si abitua a determinati ritmi. Mi dicevi per quanto riguarda invece la narrazione delle mamme sui social. Allora, sui social naturalmente si racconta da quando si diventa, anzi da quando abbiamo il test di gravidanza. Naturalmente si dice, esatto, si dice magari in un secondo momento per quanto riguarda la sicurezza dopo i 3 mesi, e dopodiché appunto si passa tra la gravidanza alla nascita del bambino.
ci si racconta, ci si confronta anche tra le varie mamme. Ognuno di noi racconta a modo suo, nel senso che ci sono tantissime mamme che si aprono totalmente sui social. Ci sono mamme che comunque ti fanno staccare per quanto riguarda la vita esterna, nel senso ti strappano un sorriso, sono un po' più comiche. Naturalmente chi ti segue cerca sempre di medesimarsi. Io per esempio, anche se ho un profilo social, in questo momento sto vivendo la maternità, quindi la nascita di mia figlia, e quindi mi medesimo su persone che si raccontano su questo tipo di momento di vita. Ecco. Esatto. Ci sono molte mamme che per esempio cercano di strapparti un sorriso facendo dei paragoni, quindi paragonando l'esperienza, cioè come siamo adesso noi genitori rispetto a come lo eravamo prima. Per esempio a me mi capita spesso di condividere dei video con mio fratello, perché vedo mia mamma su determinati video, dico, ti ricordi che la mamma era così? Ecco la differenza tra i genitori degli anni 90, diciamo 80-90, e i genitori di oggi, dottoressa. Anche a me spuntano questi video e devo dire che io in realtà mi vedo rappresentata dai genitori degli anni 80-90 con la ciabatta: se ti fai male ti do il resto. Invece oggi no, per carità, il bambino non va toccato, va assecondato, non bisogna dire no al bambino. Ma questa ovviamente è ironia, diamo subito il telefono. Ma dottoressa, davvero, questo cosa può significare? Assecondare poi troppo il figlio, non dire no, seguire quel filone che oggi ti dice che il bambino va ascoltato. Indubbiamente il bambino va ascoltato, ma magari non troppo anche assecondato. Poi succede che il no detto in famiglia, assecondare troppo, fa pensare il ragazzo da grande non sarà più abituato a ricevere un no, si confronterà con la frustrazione e poi penserà di rimanere anche impunito, e succedono gli episodi di violenza come quelli di Milano. Sì, io credo... È un argomento, tra l'altro, un dibattito estremamente attuale che in questo momento sta anche accendendo, diciamo, i social dove ci si confronta. Io credo che come in ogni cosa bisogna trovare un giusto mezzo. I genitori degli anni 60-70 penso che non conoscessero neanche la parola trauma e comunque erano convinti che la cosa non li toccava assolutamente, non li avrebbe toccati. Io credo che adesso la parola trauma viene veramente abusata. Perché così come non è un trauma quando la mamma si è stanca oppure si sente in qualche modo incapace perché non riesce per esempio a frenare il pianto del bambino, non riesce ad addormentarlo, sto bimbo si sveglia continuamente. Ovviamente i traumi sono ben altri, no? Il trauma non è uno scappellotto, non è un rimprovero, il trauma è la violenza vera, la trascuratezza, insomma sono ben altre cose. Io sono una di quelle persone che sono assolutamente favorevole a pensare che i bambini hanno bisogno dei limiti. Ovviamente i limiti devono essere adeguati all'età del bambino, però non porre mai un limite, non dire mai un no, genera persone che, come giustamente dicevamo prima, al primo no, alla prima frustrazione o crollano o reagiscono violentemente. Però a proposito dell'allattamento, se posso, volevo dire che per quanto riguarda l'allattamento io considero esattamente equivalenti da un punto di vista psicologico sia l'allattamento al seno che l'allattamento al biberon, perché molte donne non hanno la montata lattea e quindi questo non deve in qualche modo farle sentire meno donne, meno madri. Perché da un punto di vista... Questo è importante dirlo, credo, Maria Luisa, credo che sia anche questo argomento di dibattito sui
sui social tra le donne, tra le neomamme. L'allattamento non per forza deve avvenire al seno. Non per forza deve avvenire al seno, la montata lattea è un meccanismo che ha a che fare con un movimento ormonale, non è colpa di nessuno se non avviene o se... Perché poi ci sono anche le donne che invece ti additano, ah, non hai allattato tuo figlio, perché poi c'è anche chi decide di non allattare. Da un punto di vista psicologico sono esattamente equivalenti, perché il nutrimento, l'allattamento non è esclusivamente un nutrimento fisico. Attraverso il nutrimento passano tutta una serie di emozioni che hanno a che fare con la cura, con la protezione, col contatto col bambino. Per esempio, io dico sempre, è fondamentale il contatto oculare, sia che si allatti al seno, sia che si allatti al biberon. Il bambino guarda sempre la madre, la posizione dell'allattamento è quella che permette al bambino di guardare la madre. Perché la madre è così deve importante il contatto con lo sguardo del bambino? Il contatto visivo, il canale visivo è il primo canale attraverso il quale si crea la relazione madre-figlio e attraverso la quale passano le emozioni. Il bambino riconosce non solo la madre, ma riconosce le emozioni della madre attraverso le espressioni del viso, e la madre fa altrettanto col bambino. Gli studi delle neuroscienze degli ultimi tempi hanno scoperto che noi abbiamo questi gangli sottoorbitali che proprio dietro l'occhio, che in realtà registrano tutte le immagini che arrivano dall'esterno, le collegano a delle emozioni interne e danno un significato. E le rielaborano. Una macchina perfetta, Quindi, un computer per questo perfetto. dico quanto è importante questi momenti di grande come dire, fusione fra madre e figlio, è importante che avvengano, è importante che il bambino sia guardato. Questo vale anche per lo svezzamento, no? Perché noi mettiamo il bimbo nel seggiolone e ci sediamo davanti al bambino? Proprio perché lo stimolo visivo, lo stimolo della voce, dell'espressione facciale può permettere anche al bambino di placare quei momenti di angoscia banali che possono avvenire. Per esempio, se la mamma ritarda un bambino di 2-3 mesi anche di 5 minuti l'allattamento, il bambino scoppia a piangere, perché a 1 o 2 mesi non riesce a tollerare questa assenza, no? E poi ha bisogno di piangere tutto il suo pianto prima di riattaccarsi al seno. Un bambino di 6 mesi, proprio perché riconosce che la mamma sta preparando il rumore della pappa, delle pentoline, eccetera, riesce a tollerarlo. Quindi il canale visivo per noi esseri umani è fondamentale. E poi lo svezzamento, perché abbiamo parlato dell'allattamento, poi c'è invece la fase dello svezzamento, quel cucchiaino, no, che viene avvicinato alla bocca del bambino, che poi entra in bocca con il cibo. In realtà anche quello ha... Quello è proprio è come quello che noi chiamiamo, è proprio come se fosse un ponte fra la mamma e il bambino, perché comunque è sempre un porgere nutrimento e affettività al bambino. Ma è anche un'apertura al mondo esterno? È un'apertura al mondo, è anche un momento in cui il bambino comincia a sviluppare un minimo di, come dire, di struttura arcaica del sé. Infatti spesso i bambini cominciano a essere anche oppositivi. E non lo sono solo perché non gli piace la pappina, ovviamente il passaggio dal latte dal cibo liquido a solido è impegnativa per un bambino, ma perché cominciano a tentare di fare le prime prove tecniche di trasmissione, di imporre la propria volontà, no? E quindi diventa veramente un gioco. E spesso invece, siccome le mamme fanno fatica ad accettare che il bambino possa avere anche dei momenti oppositivi che poi vengono superati, spesso invece diventa un campo di battaglia. E allora lì diventa veramente, il momento della nutrizione diventa un momento stressante, no? E cosa succede se diventa un momento stressante? Succede che poi i bambini non mangiano, che piangono, che le mamme si affaticano, che si sentono incapaci di nutrire i propri figli, mentre invece se si riuscisse a immaginare che i bambini nella loro crescita hanno tanti momenti oppositivi, dei quali noi
probabilmente ci rendiamo poco conto. Uno tipico è quello dei 2 anni, si chiama la fase del no. I terribili 2. I terribili 2, dove qualunque cosa è no. Tutto questo non è perché sono dispettosi, ma perché cominciano a fare sempre prove tecniche di capacità di pensiero autonomo. E in realtà il pensiero autonomo comincia anche con il bisogno ogni tanto di dire non la voglio oppure non la voglio così. Allora, noi ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ma ritorniamo tra pochissimo. Mario e Luisa, poi mi dirai la differenza tra le mamme coccodrillo, le mamme elicottero, chi sta troppo dietro, chi invece lascia più liberi. A tra poco. Ritorniamo in studio e stiamo parlando dell'importanza dell'empatia, di educare all'empatia anche per frenare la violenza. In studio ho come ospite la dottoressa Daniela Borboraro, psicologa dell'ASP di Catania, in collegamento Maria Luisa Napoli. Ci arriva un messaggio da casa in cui ci chiedono di parlare anche della parte maschile, perché l'empatia e la costruzione di una famiglia, di un rapporto genitori-figlio ovviamente non è solo prerogativa o esclusiva femminile, ma anche maschile, ma stiamo arrivando anche a quello. Siamo partiti dalla mamma e dal rapporto con la mamma, perché adesso la dottoressa Bordonaro ci spiegherà perché è così importante nella costruzione sana di una persona che vive nella società in maniera, diciamo, psicologicamente equilibrata, perché è così importante il rapporto con la madre, perché poi tutto influisce nella costruzione della personalità di un uomo, di una donna. Ma perché quei famosi gangli orbitofrontali sottocorticali in realtà contribuiscono a costruire all'interno del cervello una struttura di regolazione delle emozioni, che all'inizio è una struttura di regolazione esterna e poi diventa una struttura di autoregolazione. Quindi è una struttura cerebrale che poi ci accompagnerà per tutta la vita e che ci insegna col tempo a gestire e a controllare le emozioni. Quindi una cosa importantissima, Maria Luisa, io stessa avevo sottovalutato l'importanza di questo aspetto, non so se tu l'avessi invece cioè l'avessi capito quanto è importante il rapporto iniziale tra madre e figlio, e anche capire, diciamo, parliamo dei primi 6 mesi di vita. I primi 6 mesi, certo, no, ovviamente stiamo parlando del proprio rapporto iniziale. Anche la tua community magari lo sa, c'è chi lo sa, c'è chi non lo sa, ma si è capito, anche noi stessi, forse anche i genitori, le mamme dovrebbero prendere, non dico un patentino, però partecipare ad una sorta di scuola per Devo genitori, dire che i nostri consultori fanno, alcuni consultori, per esempio quello di Acireale ha già avviato da un po' di tempo il progetto 1000 giorni, che si occupa della gravidanza e poi anche del sostegno della relazione madre-figlio, madre-padre-figlio fino ai 2 anni di vita. Maria Luisa. Allora, assolutamente sono d'accordo con voi, nel senso perché magari a volte si sottovaluta. Faccio un esempio, si sta allattando, si dà comunque il latte, magari ci distraiamo, non ci dedichiamo al 100% magari con il bambino, andiamo sempre di fretta. Non so se la dottoressa conferma. Sì, è vero. Diciamo che magari stiamo allattando, arriva un messaggio, allora tipo stiamo allattando il bambino che è un momento tutto nostro, comunque stiamo dando da mangiare al nostro figlio e allora ci distraiamo col telefono. Quel tempo lo dedichiamo ad altro. È vero, sì. Io per esempio posso dirvi che questa cosa che ha detto lei di questa iniziativa secondo me è molto importante, perché naturalmente ogni figlio diciamo che è un'esperienza nuova. Io per esempio mio figlio adesso ha 7 anni, quindi diciamo che sto ricominciando da zero, è tutto nuovo. Diciamo che per quanto riguarda le fasi bisogna instaurare sin da subito un legame. Io per esempio sono una persona molto paziente, serena, cerco sempre di trasmettere tranquillità, ecco.
cerco di staccare, diciamo, quello che riguarda io e mia figlia, con la vita che comunque continua, Scorre. nel senso, perché è molto frenetica, però diciamo che quel momento lo dedico Lo a dedichi a noi. te. Esatto. Dottoressa, poi appunto siamo anche distratti dal messaggio, il pensiero di fare quella cosa. Sì. Di, C'era una mamma che faceva la salsa e girava la salsa mentre allattava. Capisco che i tempi sono quelli che ma sono. questo perché no? poi magari viene a mancare anche quella rete, no? Però Di sostegno. manca quella rete che una volta era molto presente, che è la rete fatta della trasmissione del femminile, no? E quindi del sostegno del femminile, fatta da mamme, nonne, zie, insomma cognate, eccetera. Perché siamo in chiusura, ovviamente il tempo vola, prima di arrivare ad un altro punto importante che sarebbe il rapporto madre-figlio sano contro quello tossico, perché poi si possono instaurare anche dei rapporti che poi portano ad una dipendenza emotiva. L'importanza del sonno? Il sonno è un altro dei momenti veramente, come dire, degli scogli con i quali le mamme si scontrano, no? Perché in genere i neonati appena nati durante il primo mese di vita fuori dall'utero materno dormono molto. Poi in realtà il sonno spesso diventa un sonno disturbato. Tranne mia figlia, ovviamente. Perché ci sono quelli fortunati. In realtà questi disturbi dei primi 2-3 mesi di vita sono anche questi in parte neurologici, perché sono legati alla maturazione del sistema nervoso. E poi il sonno comincia a diventare anche un momento, man mano che il bambino cresce, ripeto, io sto parlando dei primi 6 mesi di vita, infatti volevo fare un inciso, la figura paterna è una figura fondamentale nella crescita del bambino, spesso ultimamente troviamo dobbiamo recuperarla questa funzione paterna, però entra in scena un po' dopo, non perché dalla nascita il papà non sia presente, ma perché il bambino è strutturato all'inizio per poter reggere ed investire in una sola relazione. Infatti ci dice che la relazione è diadica, la relazione dopo i 6-8 mesi di vita diventa triadica, non perché il bambino nei 6 mesi prima non sappia chi è il papà, ma in realtà non ha lo stesso legame forte che ha con la mamma. Dopo i 6 mesi il papà in qualche modo deve entrare anzi in campo, non entra, deve entrare in campo e il bambino riesce ad allargare le proprie relazioni. Ma noi parleremo anche del papà, della figura del papà, faremo un approfondimento anche su questo, ovviamente non riusciamo in una puntata a dire tutto e ad approfondire tutto, anche qui stiamo lanciando dei piccoli messaggi, dei piccoli semi, semplicemente anche per far capire quanto sia importante il rapporto genitori-figli per la costruzione futura. Per il sonno volevo semplicemente dire che dopo è un momento invece estremamente difficile per il bambino, perché è il momento della separazione, del distacco, e quindi spesso il bambino in qualche modo manifesta la propria paura del distacco dalla mamma. E quindi bisogna in qualche modo accompagnarlo al sonno, come? spesso dondolandolo con le ninna nanne, cioè in modo da accompagnarlo al sonno senza vivere il distacco. Ma se questo distacco poi non avviene o il bambino, diciamo, fa un po' di allora di io forza. credo che il bambino non può non crescere, siamo programmati per crescere, siamo programmati per separarci. Però anche le mamme e il papà devono aiutare i bambini a separarsi. E ritorniamo lì, la mamma, in questo caso la separazione, quando c'è la madre che è troppo emotiva o troppo in simbiosi o addirittura castrante verso il bambino, quindi diciamo sta troppo dietro, lo accudisce troppo, è troppo ansiosa, che ripercussioni può avere poi il bambino da grande? Allora, nei primi 6 mesi di vita la simbiosi madre-figlio è normale, fisiologica ed è utile, perché è l'unico modo che il bambino ha per poter comunicare alla madre quello che prova, è l'unico modo che ha la madre per poter in qualche modo accudire il bambino sia fisiologicamente che psicologicamente. Poi a poco bisogna cominciare a sostenere il bambino nel suo processo di autonomia. L'autonomia non è solo quando ho 15 anni e ho la macchinetta, l'autonomia comincia veramente molto presto, no?
comincia quando il bambino comincia a gattonare, per esempio, comincia ad esplorare autonomamente, scopre che può autonomamente andare dove vuole senza bisogno di essere portato, comincia quando comincia a camminare da solo, comincia quando comincia a dire i propri primi no, e bisogna in qualche modo adattarsi man mano che il bambino cresce. La mamma deve continuamente fare un processo di riadattamento a un bambino che cresce, un bambino che manifesta sempre più bisogni di autonomia. Ecco, cosa comporta, ad esempio, noi abbiamo fatto l'esempio delle mamme, le chiamano le mamme elicottero, no? Che stanno sempre dietro al bambino anche quando inizia a camminare, o comunque già cammina magari con qualche difficoltà, diciamo, cercano, diciamo, un po' limitanti nell'autonomia o troppo eccessivamente preoccupate della salvaguardia, diciamo, in questo modo del bambino. Quali sono poi le conseguenze a lungo termine? Cioè, tutto anche l'ansia, difficoltà nel prendere decisioni? O la troppa cura o la poca cura ovviamente non funziona. I bambini devono poter sperimentare, le sperimentazioni possono portare anche a qualche piccolo incidente di percorso, ovviamente il controllo che il bambino non si metta nei guai seri, quella deve essere fondamentale, però certo. In qualche modo bisogna imparare anche a gestire quest'ansia che secondo me accompagna sempre e comunque le mamme dalla nascita dei figli, però la troppa cura non permette neanche ai bambini di sviluppare quel senso di fiducia in se stessi, no? Perché a poco bisogna poi abituarli ma a poco negli anni ovviamente, no? Non certo nel periodo. Ma potrebbero avere anche poi problemi relazionali? Potrebbero avere problemi di insicurezza, problemi di ansia, problemi di non fiducia in se stessi, nelle proprie capacità, oppure al contrario non avere il senso del limite, mettersi sempre in situazioni pericolose. Quindi, Maria Luisa, quante cose stiamo imparando che poi in fondo sapevamo, ma ci investono in qualche modo, ci sentiamo anche un po' investite di una responsabilità ancora più grande nei confronti dei nostri figli, certo, e della società. Io per esempio ho fatto degli errori con mio figlio, troppo, nel senso ero troppo, cioè che ti posso dire, il fatto di stare molto attenta nel non farlo cadere, non farlo, cioè diciamo che sono sempre stata presente ed è stato sempre un grande errore. Col tempo me ne sono accorta. Perché? Da che cosa? Sicuramente perché ero troppo, magari mi confrontavo con le altre mamme e mi rendevo conto che magari le mamme accanto a me erano molto più serene, lasciavano andare i propri figli, io invece sempre magari con lo sguardo cercavo mio figlio, cercavo di vedere cosa stesse facendo, diciamo che non ti vivi un momento sereno, ma sei sempre lì ad essere troppo apprensiva. In realtà il bambino col tempo ho capito che è giusto che si relazioni, che comunque sbagli e sbagli da solo. Ovviamente non farò gli stessi errori con Giorgia che è appena nata. Di solito si dice che con i secondi figli diciamo l'esperienza aiuta. Più sereni, i primi figli sono sempre più impegnativi. Ma perché esatto. Siamo noi inesperienti, certo, ovviamente. Per questo dico ci vorrebbe la palestra. Non possiamo contare sull'esperienza passata. Esatto, no? Non possiamo contare sull'esperienza passata, non possiamo contare su una rete di supporto, per questo ci vorrebbe una palestra per genitori. Noi purtroppo siamo in chiusura perché avremmo continuato, ma torneremo ad occuparci di questi temi. Grazie Maria Luisa, adesso potrai condividere anche con il tuo pubblico queste piccole perle di psicologia che sono poi importanti per tutti noi, non solo per noi come genitori, come mamme, ma anche per i figli del futuro, perché quello che stiamo cercando di fare anche con la dottoressa Bordonaro è di accendere un riflettore sull'importanza del rapporto genitori e figli, non solo della mamma con il figlio nei primi 6 mesi di vita. Stiamo partendo da qua, ma per affrontare tutto un ciclo di argomenti che parli appunto del rapporto genitori e figli
per far crescere degli individui sani in questa società che sana più non è. Quindi noi stessi ci domandiamo se il problema sia in famiglia, se il problema derivi dalle famiglie, anche quando sono delle famiglie sane, ma sicuramente oggi come oggi ci sono tantissimi problemi, anche diciamo la disgregazione delle famiglie, le separazioni, seppur magari possano avvenire in contesti più o meno sereni, sicuramente influiscono, e allora noi vogliamo semplicemente cercare di essere utili al nostro pubblico per far capire che comunque non si è soli, sono problemi comuni a tutti quanti. L'empatia non è un optional, lo abbiamo detto nella puntata di oggi, ma è una risorsa fondamentale per prevenire le ferite che poi possono emergere in futuro nei giovani. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.